alla villa in Alta Badia, e la Canins ci aveva detto, ci aveva chiarito tutto il suo dispiacere, la sua sofferenza per una prima decisione da parte del settore tecnico di non inviare una nazionale di una rappresentativa ufficiale al Tour de France. Carlesso giustamente ha annullato la prima decisione e la formazione italiana è stata presente al Tour de France. Ma seguiamo questo momento, ecco che la Longo attacca a fondo, la Marsal, poi la Canins, ma è sempre la Longo a fare il forcing. Longo, Marsal e Longo, questo è il terzetto al comando. La Marsal ha superato la Canins per non perdere la ruota della Longo, sempre la Longo a fare l'andatura. Siamo al terzo giro. Il campionato del mondo femminile prevede 6 tornate, ogni tornata 12 km e 350 metri per un totale di 74 km e 100 metri. Premuta per andare a prendere la Longo con la Marsal sempre in terza posizione. Poi adesso però vediamo che la Longo ha ceduto la prima posizione ed è la Longo, ecco che scatta nuovamente, ha preso fiato, ha fatto andare in prima posizione la Canins e poi riparte nuovamente all'attacco, non riesce a rimanere in gruppo la Longo, anche se siamo soltanto alla terza tornata. Sì, è peccato di ingenuità la Canins, perché quando essendo in 3-2 francesi doveva stare a ruota e stare sulla ruota della Longo, perché certamente doveva aspettare l'attacco. Invece si è visto chiaramente che la Canins è andata in testa per tirare un attimino, forse per riposare. Letteralmente bistrattato dalla signora che lo trattava proprio come l'ultimo dei meccanici e dei massaggiatori. Naturalmente in casa la signora Longo, come ha detto il marito, si comporta invece da perfetta moglie ed è anche, abbiamo scoperto, anche un'ottima cuoca. Ed eccola in fondo al rettilineo, conclude la sua trionfale galoppata in meno di 2 ore. Janine Longo, indubbiamente la gran vedetta, la prima donna, la fuoriclasse del ciclismo femminile. Un timido sorriso, poi ritorna seria, la dominatrice del mondiale, ed ora assistiamo allo spettacolo per la lotta per la medaglia d'argento tra la 40enne Maria Canins e la 18enne Marsal. Vediamo che e lo dimostra tirando praticamente la volata la Marsal, che si è mantenuta sempre nella scia della Longo. Ora accelera la Longo, certo che meglio di così la volata non la si può tirare, d'altronde non si può pretendere a Maria Canins che dopo una prova del genere si inventi anche velocista, e d'altronde la Marsal velocista lo è, come ci ha confermato Carlesso. In dirittura d'arrivo con Maria Canins ancora in prima posizione, con la Marsal che rimane nella scia. Ora scatto della Marsal, si difende ancora molto bene la Canins, si difende benissimo, ed è la Canins che nonostante la progressione non riesce però a difendere il secondo posto.